La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato gli imprenditori Salvatore e Walter Tuttolomondo, due fratelli ex proprietari del Palermo Calcio, e notificato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di esercitare imprese per un anno, e tra di loro collaboratori Roberto Bergamo, Tiziano Gabriele e Antonio Atria. Contestualmente le Fiamme Gialle hanno eseguito il sequestro preventivo di somme di denaro per circa 1.395.000 euro. Agli indagati vengono contestati i reati di bancarotta fraudolenta indebita, compensazione di imposte con crediti inesistenti, autoriciclaggio, falso e ostacolo alle funzioni di vigilanza della Commissione di vigilanza sulle società di calcio denominata Covisoc. L'operazione, denominata Tempi Supplementari, è stata condotta su delega della Procura della Repubblica, dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo e dal Nucleo della Polizia Valutaria di Roma. Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo della Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, Gruppo Tutela Mercato Capitali, e prendono le mosse dalla cessione delle quote dell'Unione Sportiva Città di Palermo, effettuata nel 2019 al prezzo di 10 euro a favore della società Sporting Network SRL, società controllata dall'Arcus Network SRL, riconducibile ai fratelli Tuttolomondo. Le indagini sono state portate avanti con intercettazioni telefoniche, accertamenti bancari, analisi di documenti, e hanno permesso di delineare gravi indizi circa la commissione di reati nel corso dell'acquisizione e della successiva gestione della predetta società calcistica. Secondo l'accusa, i fratelli Tuttolomondo, con l'aiuto di professionisti e uomini di fiducia, avrebbero saldato debiti fiscali mediante utilizzo in compensazione di crediti fiscali inesistenti per 1.400.000 euro, effettuato false comunicazioni alla Covisoc in relazione all'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento degli stipendi ai dipendenti, al versamento delle imposte, in pendenza di richiesta di concordato preventivo, effettuato pagamenti non autorizzati dal Tribunale di Palermo per oltre 200.000 euro a favore di professionisti di riferimento in danno agli altri creditori, distratto la somma di oltre 341.000 euro dal conto corrente della società a favore di una società a loro riconducibile priva di reale operatività, giustificando l'operazione quale anticipo del compenso previsto per l'affidamento di un incarico di consulenza in realtà simulato. A giugno del 2019 l'Unione Sportiva Città di Palermo, non avendo dunque regolato entro i termini previsti gli adempimenti richiesti in materia di pagamento delle imposte in merito alla corresponsione degli stipendi e degli emolumenti spettanti ai calciatori e ai dipendenti, non otteneva così l'iscrizione al campionato di Serie B, in quanto la Lega Calcio e la Covisoc non ritenevano sussistenti i requisiti minimi previsti dalla normativa in materia.